Amici di Sportisti Liceo, da Salvo Geraci siamo live dall'Antonino Licauli di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo e San Giorgio Piana, Cus Palermo, 15ª giornata del girone A di eccellenza siciliana, con il Piana che cerca oggi di fare bottino pieno. Il tiro di Amaya dal distanza, Mortillaro in calcio d'angolo, prima occasione della partita proprio da queste parti. Adesso subisce l'avanzata di Secan, deviazione ancora Mortillaro. Posizione regolare, Passero in mezzo, secondo palo, la spazza in un secondo momento Centonzio, poi il lancio lungo per Barbara, cross basso dentro, Secan ormai era già andato e allora dalle retrovie Amaya, tiro largo. Parte Passero, Mortillaro. Stai là, Passero! State là! State là voi! Sponda di Gabriele Morana, Sheriff, centrale. Morello giocata, ma perde tutto. Allora Passero, arriva Secan, Secan sul mancino, Mortillaro, Yame. Barbara verso Candela, per pochissimo non ci è arrivato. Diacate in profondità, Barbara davanti la porta. Alessio Barbara porta avanti il San Giorgio Piana 1-0 a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Mutolo a terra, Sheriff. Gabriele Morana non la prende, c'è Gaio in anticipo. Amaya verso Secan, non gli è piaciuto il passaggio. Rosso per Gabriele Mutolo, a terra Gaio, Cus in 10. Sheriff alla battuta larga, punizione Piana, Passero, sterzata, va ancora lui, poi serve Amaya. Visconti, Barbara, pulitissimo, Visconti altrettanto, ma c'è la corsa di Yame addirittura in attacco. Sale il Piana, Barbara, posizione regolare, pallone in mezzo per Yame, non calcia, Amaya se la sistema e conclude sotto la traversa. Il ritorno al gol in maglia Arbrecht per Federico Amaya, 2-0. E il Cus continua a soffrire in 10 uomini. Adesso può andare in discesa, Candela in mezzo, Secan! Bellissimo, Mario Secan, 3-0 e sono -2 ai 100 in carriera. Secan, spazio per lui, a tu per tu con il portiere, invece mette in mezzo per il mancino alto di Amaya. Invece la Folgore Castelvetrano vince in casa dell'Accademia Trapani 1-0. Occhio al Piana con il destro in porta, gran gol dalla panchina da parte di Inzerillo per il 4-0.